Sono state consegnate a Palazzo di Città ad Agrigento, alla presenza del subcommissario per la depurazione delle acque Totò Cordaro, del sindaco Miccichè, i lavori relativi alla fognatura delle zone marinare di Cannatello e Zingarello, appaltate dalla struttura del commissario straordinario unico all'impresa esecutrice Phoenix Consorzio Stabile, società consortile di Bologna, con la consortiata Tella SRL di Favara, per un importo di 4.340.000 euro oltre IVA. Sono state realizzate condotte pari a 20 km, 800 metri. Il progetto è stato finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi volti alla riorganizzazione del sistema fognario a servizio della fascia costiera del comune di Agrigento, in particolare del sistema di raccolta, adduzione e sollevamento e recapito delle acque reflue al nuovo depuratore a servizio della fascia costiera di Agrigento, comune di Favara, provenienti dagli insediamenti residenziali delle zone costiere Zingarello e Cannatello. Anche l'assessore al territorio esprime la sua soddisfazione. Giusy Savarino afferma come questa importante infrastruttura permette di rispondere a una procedura di infrazione europea e allo stesso tempo, con il nuovo impianto fognario e depuratori, la meravigliosa costa agrigentina compie un passo avanti per ottenere la bandiera blu. E oggi consegniamo alla città, e sono davvero lieto e ringrazio il sindaco per la sua accoglienza, 20 km di fognatura che ricordo di avere trovato in una situazione sicuramente non favorevole, ma ricordo anche di aver sbloccato quasi subito, e di questo oggi voglio ringraziare, perché no, la procura di Agrigento. C'era una zona sotto sequestro, credo di non ricordare male, al villaggio Mosè, non so da quanto tempo. Ho trovato grande sensibilità ed immediata soluzione in un rapporto istituzionale che ho curato e che in questi anni ha dato i suoi frutti. Oggi li dà per Agrigento. Inauguriamo e consegniamo alla città la fognatura che diciamo libera e mette in regola le contrade di Zingarello e Cannatello, e quindi io credo che questo sia un intervento che con determinazione, con competenza e, lasciatemi dire, anche con qualche capacità amministrativa stiamo negli anni mettendo al servizio della Sicilia, e conto entro la fine del mandato, nell'agosto del 26, di poter dimostrare, di poter rappresentare a coloro che ci ascoltano un fatturato assolutamente attivo nell'interesse esclusivo dei siciliani. Si punta sempre più a far diventare bandiera blu il mare anche agrigentino? Guarda, questa è una scommessa importante. A me fa piacere questa domanda, perché io credo che questa straordinaria provincia, con delle coste eccezionali, certo poi tutti guardano alle coste bianche di Real Monte piuttosto che a Punta Secca, piuttosto che a beni dell'UNESCO, ma questa costa è tutta straordinaria, da Menfi a Sciacca. Abbiamo un mare bellissimo fino ad Agrigento. Stiamo chiudendo tutta una serie di situazioni che da decenni finivano per buttare le acque non depurate a mare, non soltanto sporcandolo, ma soprattutto non rendendolo fruibile e creando anche situazioni sanitarie e igieniche non sempre favorevoli. Io sono convinto che Agrigento, il suo litorale, quello suo e quello della provincia, possa lavorare con l'aiuto di una classe dirigente e di un'amministrazione virtuosa a questo obiettivo, che sarebbe un fiore all'occhiello e che in qualche modo, se dovesse capitare, mi sentirei quota parte anche un po' mio. Un'opera che è iniziata diversi anni fa, e fortemente questa amministrazione ha voluto che si portasse a termine. Oggi arriverà il subcommissario, quindi Salvatore Cordaro, che consegnerà questa rete da poco realizzata. A seguito seguirà, proprio chiedevo poco fa agli ingegneri, è quasi addirittura arrivo il mega depuratore che servirà proprio la parte del villaggio Mosè e dei quartieri anche limitrofi, che era in grande sofferenza perché era stato progettato inizialmente con una dimensione inferiore a quello che ora la densità demografica invece lo necessita.